Buongiorno cari amici di Io Compro Siciliano Chef, buon weekend a tutti voi. Oggi, come vedete, qui a Palazzo La Creide splende il sole ed è una magnifica giornata, quindi mi vedrete abbronzata nelle prossime ore. Infatti ho dovuto mettere anche la crema protettiva, ma un po' di sole non guasta mai, soprattutto dopo i temporali di questa ultima settimana. Apro la puntata con un grande augurio di buon compleanno, anche se con un giorno in ritardo, alla nostra carissima Katiuska, che ieri ha compiuto gli anni, ma oggi è la mia giornata, quindi ti posso dedicare i miei migliori auguri di compleanno. Sono felice di essere tua amica e penso che lo saranno anche tutti gli amici del nostro gruppo, che ormai hanno superato i 245.000, se non di più, quindi tantissimi auguri. Un abbraccio virtuale anche a te. Questa settimana ho imparato a fare questi abbracci virtuali perché ho avuto parecchie lezioni di cucina con ospiti stranieri e loro pensano che arrivando in Sicilia baci e abbracci non possono mai mancare. Quindi quando li ho incontrati ho dato loro tanti bacini virtuali e tanti abbracci, così si sono sentiti benvenuti in Sicilia, ma ho cercato di mantenere il più possibile le distanze. Cercate di farlo anche voi, così potremo continuare la nostra vita di tutti i giorni senza andare ad una nuova possibilità di un lockdown che proprio non ci è piaciuto, anche perché ancora stiamo lottando contro i nostri chili di troppo che abbiamo messo durante il primo lockdown, quindi evitiamo un'ulteriore quarantena. Oggi io sono felicissima perché voi sapete io amo le ricette vegetariane, amo usare tutti i prodotti locali a chilometro zero, però oggi ho invitato un ospite che è goloso come me, nonostante sia un grande sportivo. Quando si è amanti dello sport ci sono due versioni di persone. Uno è la versione che pratica lo sport e che quindi deve stare a dieta, e l'altro è qualcuno che invece nasce come tifoso e come sostenitore dello sport. Ecco, io sono di questa fascia, mentre il mio ospite è dell'altra fascia. Va bene, io non aspetto più, vi presento il mio carissimo amico Simone Napolitano. Spero che sia in linea subito. Ciao Simone, benvenuto. Ciao, ciao Alessia, grazie, buongiorno a tutti da Genova. Un saluto da Buongiorno, Genova. come stai? Bene, bene, grazie. Oggi a Genova splende il sole, mi Meno aiuta male. mi aiuta a farmi sentire un po' a casa. E certo, immagino, perché Sì, penso che il sole siciliano sia la cosa che ti manca di più beh, sì, stando. anche se devo dire che a Genova il clima non è male. Pensavo peggio, Meno pensavo male. peggio. Meno male, meno male. Scusate se Per sono i chiuso nostri in amici. macchina. Sei in macchina, sì, perché purtroppo mi hai detto che c'è molto traffico, quindi Sì, sì, non sì, sei sì, riuscito a raggiungere il posto che che volevi avrei per voluto. andare online. Va bene, noi ci accontentiamo del tuo bel faccione di sportivo goloso e quindi questo ci basta e ci avanza. Cari amici di Io Compro Grazie. Siciliano, per chi non conoscesse Simone Napolitano, lui è un grande sportivo, un grande amante dello sport. Oggi io lo condurrò nella via della perdizione con una delle sue ricette preferite, che è quella della cotoletta, perché quando l'ho sentito per invitarlo per la trasmissione di oggi, io ho detto: senti Simone, ma qual è la tua ricetta preferita? E mi ha elencato così tante ricette che ho dovuto scegliere tra quelle più semplici e quelle più diciamo anche facili da poter produrre in una sola mezz'ora di tempo. Quindi spero che sia di tuo gradimento. Assolutamente, ne sarò più che convinto. Senti Simone, allora noi ci Con me siamo giochi conosciuti tanti facile. anni fa. Alessia, con me giochi facile. Gioco facile, vero? Ma infatti a me piace anche vincere facile, per questo faccio la tifosa e non faccio la sportiva, capito? Bisogna sapere i propri punti di forza per poi Ecco, brava.
essere facile. Senti Simo, noi ci siamo conosciuti tanti anni fa perché logicamente tu giocavi a pallanuoto e mio fratello era in squadra con te, quindi veramente ormai ci conosciamo da tantissimo tempo. Ora però tu hai cambiato tipo di sport, che tipo di sport pratichi? In questo periodo pratico sport da contatto, le famose arti marziali miste, che tanto sono state, come dire, sulle pagine del giornale in questo periodo, però nel modo più sbagliato in assoluto. È tutt'altro invece. Ho capito, nel frattempo a proposito di sport c'è un runner che sta passando davanti al mio cancello e quindi ci sono i miei cani che lo stanno aggredendo ma perché siete runner, capito? C'è il sabato che è il giorno libero, ma andate a riposarvi, mangiate e bevete con un bicchiere di vino, insomma sempre a fare gli sport, sempre a sudare. Senti Simone, allora io oggi ti dedico questa ricetta che io amo, penso come te e come tutti i siciliani, perché me la preparava sempre la nonna quando ero piccola, quindi la cotoletta di vitello in particolar modo. Non so se sai che in Sicilia ci sono più modi di fare la cotoletta. Oggi io la proporrò nel modo più classico, quello proprio che appartiene alla mia famiglia, che è la ricetta che faceva sempre la mia nonna. Però ci sono anche altre versioni. Prego anche Paolo Gatto, il nostro regista, che ringrazio, grazie Paolo per supportarmi sempre, di mandare la mia ricetta di oggi. La cotoletta che vi propongo è fatta con delle fettine di vitello, delle uova, del pangrattato, del prezzemolo, dell'aglio, del pecorino, e poi ci serviranno anche dell'olio per friggere e poi tanto appetito. Quindi io posso anche cominciare a preparare la mia ricetta. Come ti dicevo, in Sicilia ci sono altre 2 versioni almeno di cotoletta, perché un tempo si metteva la carne sotto aceto per poter togliere il sapore qua ci sono anche degli ospiti, sono venute delle apine ad approfittare della mia carne. Ecco, io ho comprato ieri delle fettine di osso piatto. Diciamo che non è la fettina perfetta per fare la cotoletta, ma io amo comprare della carne locale, quindi spesso se arrivi tardi venerdì sera, quando l'indomani c'è la trasmissione a mezzogiorno, ti devi accontentare un po' dei tagli che trovi. Però diciamo questo come taglio di carne, nonostante non sia perfetto per la cotoletta perché è pieno di venature e grassetti, è buonissimo da mangiare perché è molto morbido ed è anche un taglio che si può utilizzare per tante ricette. Simone, tu le cotolette a casa come le fai? Io ti dico la verità, io avendo una madre bravissima in cucina e quindi fa tuttora queste cotolette in tutti i modi possibili e immaginabili, io, come dire, cerco di imitare quello che mia madre mi ha spiegato. Niente, che compro o il petto di pollo o in questo caso la carne, come dire, la bagno nell'uovo come stai facendo tu, compro il pangrattato e la friggo comprando un olio per friggere. Cerco di scegliere sempre degli oli leggeri. Io Simone basta, oggi mi arrangio, non sono un grande cuoco, però mi arrangio. Ma sai, diciamo che bisogna appunto arrangiarsi, ma voi figli della Sicilia, noi figli della Sicilia che siamo cresciuti con le ricette delle nonne e delle mamme, voglio dire, siamo molto più fortunati rispetto a chi non ha invece le mamme che cucinano delle buone ricette a casa. Diciamo che tua mamma, avendo cresciuto figli maschi, è sicuramente una grande cuoca, perché diciamo pure che tu e i tuoi fratelli siete dei grandi sportivi, proprio, ma nel senso proprio grandi da riempire. È vero. Siamo ingombranti, si mette sempre un po' di tempo. Nel frattempo io continuo ad avere come ospiti le api che non voglio assolutamente uccidere. Allora, io sto passando...
ne Sì. approfitto per dirti che comunque in questo periodo di lockdown, come un po' tutti gli italiani, Sì, mi sono messo sui fornelli, approfittando certo. della tecnologia, facendo le videochiamate con mia madre, ho fatto un po' di tutto. Ho fatto dal tiramisù alla parmigiana, al gatto di patate, Il la pasta al tiramisù, per forno. esempio, è un'altra ricetta che tu mi hai Mamma chiesto, ma mia, che per mancanza di tempo io mamma non mia, mamma posso mia. realizzarti in diretta in mezz'ora. Però ecco, ti prometto che appena scendi magari proprio te lo realizzerò, Ecco. così potrai assaggiarlo Ma sì, direttamente. farò questo sacrificio. Lo so, molti si sacrificano sempre molto volentieri, quindi immagino che anche per te sarà un grande sacrificio. Senti, allora io sto aggiungendo al mio pangrattato, Sì, che mi ricorda sempre l'infanzia, perché io avevo la nonna paterna che teneva sempre in che, uno stanzino il pane a farlo asciugare, e che poi poi Alessia, quando tutti i nipoti andavamo a casa ci faceva grattare il pane duro con questa grattugia, e spesso ci grattugiavamo anche le dita perché ci diceva: i voi cudolette, gattò ecco, brava. pane, Ma i voi infatti arancini, gattò pane. Alessia, stavo Quindi dicendo questa cosa. Noi chiamiamo questa cosa il pangrattato, ma da noi sì, si dice amuddica. la mudica, è Quindi certo. usiamo il termine più appropriato a noi, essendo una trasmissione tipicamente siciliana. Da noi il pangrattato è amuddica. Ma cosa ti devo dire se che, non che scapò? si fa rigorosamente con il pane, mi ricordo, con lo scollo, col pane di casa. È vero, è vero. E infatti rigorosamente tu ti grattavi tutte le dita perché Ecco, per grattare il pane di casa era un era mix durissimo, era durissimo e fra quindi pane e pelle. e infatti, tanto poi tutto lì andava a finire, quindi Sì, non era infatti. un problema. Allora, senti, io ho aggiunto al mio pangrattato o mundica, come si vuol chiamare, uno spicchietto d'aglio. Sì, Adesso aggiungo del prezzemolo e poi ai miei figli piace molto anche con un profumo di origano, buono. quindi anche se diciamo nella ricetta classica non è preventivato l'origano, io ce l'aggiungo perché logicamente tu non potrai mangiare queste cotolette, ma ce le mangeremo noi a casa, e quindi io sto cucinando Per i tuoi al figli, gusto dei figli. giustamente, Ovviamente poi noi abitando in campagna, sai, tutte le erbette fresche le immagino, raccogliamo da immagino, soli, immagino. quindi l'origano è proprio quello della mia azienda. Anzi, approfitto per invitarti appena verrai a venirci a trovare. Aggiungo Assolutamente. del pecorino, abbondante pecorino, così andiamo a condire già la nostra mollica. E ti stavo dicendo, noi abbiamo più versioni di questa cotoletta. Per esempio nel palermitano alcuni amici mi hanno sempre fatto mangiare la cotoletta non passata nell'uovo, ma Sì, messa prima a bagno nell'olio, e poi proprio loro usano la muddica per impanare le fettine di carne, perché vanno ad arrostire alla sì. brace le fettine. E Ah, ok. quindi Mai diciamo, sentita questa versione? e beh, ma sai, quando tu vai a mangiare la Beh, cotoletta alla palermitana, non certo. hai una cotoletta fritta, ma hai una cotoletta semplicemente arrostita, che è di una delizia e di una Certo, bontà infinita. ma Io d'altronde ultimamente per le nostre... paese che vai, Sì, usanze che trovi. certo, sicuramente. E in Sicilia le nostre usanze sono tutte buone e gustose, quindi Eh, è bene così. Un'altra ricetta che per esempio io ho scoperto, che la nonna mi raccontava sempre, che però non capivo perché ero troppo piccola, non capivo le difficoltà che la gente affrontava durante il dopoguerra, era quella di mettere le fettine di carne molto sottili, sì, sottili
così uso mortadella nel panino sotto aceto per parecchie ore. Questo poi diciamo dava alle cotolette un sapore molto forte più di sapore, aceto. certo, buono. Ecco, molto forte. Mia nonna mi diceva, sai, serviva per dare sapore alla carne e Che per bello. togliere il brutto odore. Ma io allora non capivo perché appunto ero una bambinetta quando la nonna mi raccontava questa cosa. E poi mi raccontava, diciamo che metteva la carne dentro l'uovo e poi nella mollica, e poi di nuovo dentro l'uovo e poi nella mollica, e poi di nuovo dentro l'uovo e poi nella mollica. Un'esplosione di sapori. Però io tutta questa cosa non la capivo. Sai quando l'ho capita? Quando me l'ha spiegata mio suocero. Mio suocero non c'è più da 3 anni, però è sempre nei nostri ricordi, soprattutto a tavola, perché era un bravissimo cuoco. Quando io ho assaggiato per la prima volta la cotoletta a casa sua, non capivo, ma questa cotoletta, che cos'è? Di che cos'è? Ah, questa è la cotoletta di mia mamma, è la ricetta che lei ci faceva quando eravamo piccoli. Io ho detto sì, ma non è una cotoletta, è la cotoletta dei poveri, perché logicamente quando mi ha raccontato la stessa diciamo procedura che mi raccontava mia nonna, Certo. ma quando me l'ha raccontata mio suocero io l'ho capita perché quando nel dopoguerra si acquistava la carne, si poteva acquistare solo pochissime volte, certo. e si acquistava veramente sottile, ma faceva tantissima puzza perché le persone povere non potevano comprare la carne fresca o comunque non si potevano permettere la carne buona, quindi la mettevano a macerare sotto l'aceto per molte ore per togliere appunto la puzza che faceva il sangue della carne, e macerandola per tante ore già la carne cucinava, ma era sempre troppo sottile. Alessia, quindi la passavano... non avevano il frigorifero per conservare le cose. E diciamo anche quello sicuramente, ma non poi esisteva. La passavano nell'uovo e certo. nella mollica per farla diventare spessa, in modo tale che con gli occhi mangiavano una gran fettona di carne, ma in effetti mangiavano soltanto uova e mollica, e quindi ho capito il significato di questa. C'era l'odore praticamente della carne. Sì, c'era l'odore della carne, che poi in effetti non c'era neanche quello perché sapeva tutto di aceto, era come se si mangiavano il classico piscirovo però con un poco di carne nel mezzo. Quindi diciamo c'è stata questa cosa che io ho capito grazie ai racconti di mio suocero, certo. Che logicamente, essendo cresciuto nel dopoguerra, ha vissuto la fame, mentre noi non sappiamo neanche di cosa parliamo, fortunatamente. in questo senso. Allora, senti Simone, ma non vuoi approfittare per salutare tua mamma, i tuoi fratelli, i tuoi amici di squadra? Saluto tutti quelli che mi conoscono. Oggi ho condiviso il post, insomma, come hai fatto tu, sia su Facebook che su Instagram. Quindi spero che in tanti ci stiano seguendo. Non mi immagino dopo le prese in giro che mi faranno, perché mi diranno: ma tu che la cucina che ci scoppi? Lo so, però da buona forchetta, la quale sono, mi auguro giusto, anzi, meglio di questo. Infatti, mi auguro di aver contribuito a questa tua trasmissione, a questa tua ma guarda Simone, intanto hai contribuito perché sei goloso e non mi hai chiesto di fare una ricetta. Non mi hai chiesto di fare una ricetta dietetica e vegana, sì, ecco, sì. Nonostante io non abbia nulla né contro. Infatti, assolutamente, io vado avanti ad insalate. Io sono un goloso di insalate, comunque io mangio tantissime insalate durante la settimana, quindi comunque anch'io sono sotto questo punto di vista, su questa filosofia di vita. Mangio tantissima verdura, tantissimi pomodori, e comunque quando posso mi concedo il famoso strappo alla regola, le patatine fritte, la cotoletta fritta, eccetera eccetera, e quindi ci sta. E poi comunque la nostra cucina mediterranea,
io per cercare di alleggerire questa ricettina ho raccolto proprio qualche minuto fa un po' di sacchi sabaggi, come li chiamavano i nonni, un po' Buoni, di buonissimi, aiti o giti, come li chiamiamo qui in Sicilia, ma sono buonissimi. delle bietole selvatiche, e quindi le cucinerò in modo molto veloce in padella da poter accompagnare alle nostre cotolette. Quelli, Quando sono così fresche. Alessia, se non mi sbaglio, con quelli si può fare la famosa pizza arrotolata. Ma sempre per andare nel leggerino, Simone. E certo che Ovvio. si fa la pizza arrotolata. Diciamo che si fanno i scacciati, i focacci, Ecco. i moda moda, chiamiamoli come si chiamano. Diciamo che le cose leggere Diciamo non queste fanno per sono, noi. ecco, sono cose, ma anche sono leggerine, dai, vegetariane. Non è che ci dobbiamo Sì. sempre fare del male con delle cose che sono piene di grassi e piene di cose che non sono buone. Noi in quelli... Sicilia, per fortuna, abbiamo anche tanti ingredienti buoni e genuini che ci permettono di mangiare anche bene durante la settimana. Senti, io questa la cucino proprio semplice semplice. Aggiungo uno spicchio d'aglio in camicia, sì, nella mia padella, un po' di olio di oliva. Sai, adesso produco anche l'olio di oliva. Ah, non lo sapevo. Questo è, diciamo, quello che sto usando proprio della mia azienda. Che sarà buonissimo, immagino. È molto buono, ancora dobbiamo cominciare a raccogliere le olive, perché per mancanza di tempo non l'abbiamo ancora potuto fare, anche perché appunto c'è stata una settimana di piogge e temporali, e quindi non siamo stati aiutati dal tempo. Immagino. Senti Simone, ma io ho visto leggendo qualche informazione in più su di te che sì. diciamo anche i tuoi fratelli sono molto golosi e sì. che nonostante siano super sportivi, soprattutto Christian, io lo incontro parecchie volte al mercato, e indovina dove lo vado ad incontrare? Ma immagino, da qualche noto ristoratore che c'è lì. No, io lo incontro sempre al mercato, in uno dei famosi locali per i panini. E quindi praticamente quando entra lui, logicamente si prende tutto lo spazio lì davanti al bancone, perché si nota molto la sua presenza e quindi anche la sua golosità. Sì. Che diciamo è abbastanza famoso per questo. Lui ancora gioca a pallanuoto, vero? Sì, assolutamente. Lui gioca nell'Ortigia. Da qualche anno a questa parte, fortunatamente, abbiamo una società meravigliosa dove stiamo lottando per lo scudetto. Comunque fanno le finali per lo scudetto. Ci stanno regalando grandi soddisfazioni. Quindi un applauso alla nostra Ortigia e speriamo che quest'anno, Covid permettendo, riusciamo a fare queste famose finali scudetto che tanto abbiamo raggiunto l'anno scorso e per via del Covid non abbiamo potuto fare. Quindi in bocca al lupo all'Ortigia, a mio fratello e a tutti i nostri amici. Io, Simone, ho visto anche dei video fatti proprio dai giocatori dell'Ortigia che invogliavano dopo la quarantena a riprendere il più velocemente possibile un ritmo di vita normale, e poi diciamo sono sempre stati molto solidari con tutti coloro che hanno delle necessità particolari, e quindi è una delle squadre più accoglienti e amichevoli, perciò io sono contenta che ne stiamo parlando. Senti Simo, ma non vuoi dare un saluto speciale anche a tuo figlio? Qui tocchi, sì, assolutamente, mio figlio Lorenzino, che è un bambino speciale, come molti sanno e molti conoscono. In questo periodo, come tutti i bambini che hanno delle patologie particolari, soffrono un po' di più questo distacco dal mondo, tutte queste restrizioni. Sicuramente non gli ha fatto bene, però avendo una famiglia unita dietro, cerchiamo di
dare a questi bambini la regolarità e la serenità in questo momento di difficoltà. Grazie È comunque vero, per aver Simo, pensato anche a lui. io ne approfitto per salutare anche in questo momento tutti coloro che ci seguono dagli ospedali o tutti coloro anche che hanno appunto delle patologie particolari in casa. Che Sì. non sempre sono facili da affrontare, soprattutto in periodi così difficoltosi come quello che stiamo vivendo in questo momento. Noi siamo sempre molto sensibili, vedi perché ti dicevo che il taglio della carne non è perfetto, perché fa questi rigonfiamenti Okay. nel momento in cui si cucina, quindi diciamo che una fettina più lineare, senza calli e senza grassetti, sarebbe più perfetta per la cottura delle nostre cotolette. Ma siccome noi non siamo razzisti, ci mangeremo anche questo senza alcun tipo di problema. Io prima ho dovuto tagliare le fettine togliendo anche queste parti piccoline, ma queste diciamo sono l'assaggino per vedere se sono buone e se le Certo. possiamo fare. Classico. E quindi Quelle, se non mi sbaglio, si mangiano con le mani appena tirate fuori dalla padella. tipo così, vero? Lo so, infatti è quello l'intento, Quello che proprio si sicuramente mangia qua già così. ci sono i miei figli che stanno, Immagino. diciamo, uno sta lavorando per me perché sta facendo le riprese, quindi ringrazio Manfredi per le riprese che mi sta facendo. E anche L'altro l'orario, voglio dire. sta anche orbitando per capire se può venire ad assaggiare o meno queste famose cotolette, anche perché il profumo, non ti racconto, è proprio un delirio. Comunque, Alessia, Allora, io ho problemi con questo padellino che a quanto pare è troppo piccolino e il mio fornello di induzione non registra la sua presenza. è troppo leggero forse. È troppo leggero nonostante sia quello per l'induzione. E allora io faccio in questo modo: tolgo l'olio di cottura, pulisco il padellino. Voi queste cose a casa non la fate, giusto? No, Non la state infatti. vedendo voi. Io la sto facendo perché sono in campagna e quindi la sto potendo fare, ma non si fa a casa. Allora trasferisco l'olio di oliva con l'aglio. Sai, il bello della diretta, tutti pensano che sia semplice fare la diretta, ma non lo è per niente. No, assolutamente, soprattutto per chi come me si trova in macchina. No, per chi come te si trova in macchina e per chi come me deve cucinare e il padellino è troppo leggero e quindi il fornello di induzione non lo registra, diciamo non è proprio semplice. Senti, io sono in campagna, quindi userò un piatto di eccezione. Ho raccolto questa bella pala di figurina, l'ho lavata dalle spine e quindi voglio servire le mie cotolette su questa bella pala. Ecco, adesso la padella sta funzionando, il mio aglio sta cominciando a inghiottire. Io aggiungo la mia verdura dentro. Diciamo che le agliti, come vengono chiamati qua in Sicilia, spesso la mia bisnonna li chiamava i sacchi sabaggi, Sì. sono molto delicati come tipo di spinaci, perciò non hanno bisogno di cotture molto lunghe. Fede, per favore, se vuoi un pezzo di cotoletta, vammi a prendere il sale che me lo sono scordato. Mi immagino il Vedi, profumo io che c'è in faccio questo guadagnare momento subito lì. sul campo la cotoletta. Ci sta. Adesso tolgo, sì, perché altrimenti qua in campagna chi non lavora non mangia. Giusto, tutti devono contribuire. Senti Simo, ma tu oggi cosa mangerai di buono? Ecco, io adesso fra un po' vado a prendere un amico, Salvo Morale, che è un ragazzo di Siracuse che si trova qui perché sta studiando, che deve fare un corso, e sicuramente andremo a cercare qualcosa di buono da mangiare. Eravamo orientati su del sushi o non lo so, ora vediamo cosa ci possiamo inventare. Comunque, ti dico,
che a Genova, il famoso pesto di Genova, io non sono stato mai un grande amante del pesto, soprattutto quando mia madre lo faceva fresco, ma il pesto di certo, Genova è un'altra cosa. è un'altra cosa, è vero. Sì, 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 fa un odore, un profumo, è buonissimo. E quindi spesso mi regalo il pesto facendomi i tortellini o gli gnocchi, ed è molto buono. Quindi non lo so, oggi ancora non lo so, ora sento lui e vediamo cosa possiamo improvvisarci. Considerando Va la bene, bella quindi giornata, sicuramente andrete a mangiare cose buone. Io se approfitto anche per salutare tutti gli amici che ci seguono da Genova. Abbiamo seguito le vostre vicissitudini a causa del crollo del ponte. sì, Vi siamo stati vicini, quindi sicuramente come te ci sono tanti altri siciliani che vivono lì a Genova. tantissimi, Li tantissimi, abbracciamo tantissimi. tutti Sai quanti Alessia, io e vi pensiamo sempre. Anzi, io ne approfitto anche per fare un invito a tutti i siciliani che si trovano a vivere o all'estero o in altre regioni o in altri paesi del mondo. Se volete che cuciniamo insieme qualche ricetta dei vostri ricordi, delle vostre nonne, ecco, scrivetemi e io sarò felice di realizzarle con voi e di scrivervi anche le ricette che poi potete tramandare alla nuova generazione. comunque Senti Alessia, Simo, cosa ne pensi? mamma mia, meravigliosi, guarda, meravigliosi. Posso darti un voto, 10 e Sì, lode. e ancora non le hai assaggiate, quindi Infatti, diventerebbe 20 e comunque, lode. comunque Alessia Come sono modesta. mi ha appena scritto Salvo Morale dicendomi che ha sentito, sta seguendo la trasmissione, che vuole mangiare le cotolette, quindi mi sa che Mi oggi sa che andremo a devo cominciare a cotolette. condividere il mio indirizzo di casa. Allora, intanto Sì. io ne do una a mio figlio qui che sta morendo dalla curiosità di assaggiarne una, e quindi non è giusto fare morire anche loro dal profumo quando ce l'hanno qui. Simo, dimmi qualcosa che vuoi dire ai tuoi amici che non vedi da tanto tempo e che sicuramente non vedi l'ora di tornare in Sicilia. Un abbraccio virtuale a tutti. Ovviamente mi manca la mia terra, gli affetti, la famiglia, tutto. Fortunatamente appena posso il fine settimana cerco di prendere il primo volo e scendo per stare qualche giorno con mio figlio e con gli amici e Certo. con la mia attuale compagna, e quindi che dire, non vedo l'ora di tornare a casa. Simo, noi ti aspettiamo a braccia aperte per tanti abbracci e bacini virtuali. Un bacione a Io tutti. voglio ancora salutare la tua famiglia perché è affettuosissima con tutti quanti. Un Grazie, bacione grazie di al cuore, piccolo Lorenzo, veramente grazie di con cuore. tanto affetto. Sono curiosa, vorrai Lo venire farò direttamente con a piacere. mangiare proprio sul campo Mi i miei piatti. autoinviterò. Va bene, sicuramente. Io ho scritto stamattina nel post, non so se hai notato, ho ospiti a pranzo, ma solo due, perché con le nuove normative, diciamo, Infatti, non possiamo vero, neanche più avere pranzi di famiglia. vero. Però, ecco, ho suggerito di fare tanti pranzi virtuali su Zoom o su altre piattaforme per poter Vero, vero. condividere con amici e parenti, magari queste domeniche di autunno. È vero. Simone, io ti abbraccio e ti ringrazio ancora per Grazie essere di stato cuore. qui con me. Un Non vedo saluto. l'ora di poterti riabbracciare fisicamente, non Grazie. solo virtualmente. Grazie di cuore. Salutami tutti e fatti sentire quando vuoi, io sono Con qui a tua piacere. disposizione. Con piacere. Un abbraccio a Ciao tutti. Buona Simo, giornata. grazie. Ciao, ciao. Mua. Cari amici di Io Compro Siciliano, oggi la ricetta è stata molto semplice, veloce, però ecco è una ricetta che accomuna un po' tutti noi siciliani, a cutuletta alla nonna. Quindi io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Mi dispiace se oggi non ho potuto leggere i vostri commenti, lo farò durante la settimana. Vi ricordo che la mia trasmissione va in replica tutti i giorni alle 16 e alle 20, quindi per chi l'avesse mancata può rivederla. Da Alessia Smalen Food è tutto anche per oggi. Vi auguro un fantastico weekend e mi raccomando,
mantenete le distanze, so che è difficile non abbracciare i nostri amici, non abbracciare i nostri cari, però cerchiamo di stare in campana per poter stare meglio tutti in un prossimo futuro e molto più velocemente. Io vi abbraccio virtualmente tutti quanti e vi bacio ad uno. Buona domenica, ci vediamo sabato prossimo alle 12 su Io Compro Siciliano. Ciao!